passo la parola ad Alma Bianchetti che coordinerà i lavori di questa mattina. Ricordo che Alma Bianchetti, oltre ad essere docente di geografia presso l'Università di Udine, è anche, ci tengo a dirlo, una componente del Comitato Tecnico-Scientifico dell'Ecomuseo delle Acque. A te Alme, grazie. Grazie Maurizio, buongiorno a tutti e grazie per l'invito a queste giornate che si stanno dimostrando. Ieri lo abbiamo visto tutti, è stata una giornata per me decisamente interessante. Sono certa che altrettanto interessante sarà la giornata di oggi dedicata ad approfondire proprio il tema delle mappe di comunità, e lo sarà indipendentemente da me, che mi sono approcciata al tema delle mappe abbastanza recentemente e poi attraverso una strada che non è quella consueta alla gran parte di voi antropologi, sociologi, eccetera. Io ho una formazione da geografa. Sono una geografa umana che intende la sua disciplina come studio degli effetti spaziali dei processi sociali. Un gioco un po' contorto, si può dire in altro modo, utilizzando il titolo di un libro che è stato rivoluzionario in geografia una quarantina d'anni fa. Si studia l'organizzazione sociale ed economica degli spazi terrestri. Ciò detto, devo anche dire che il concetto di spazio non gode il mio pieno apprezzamento. Troppo astratto, preferisco il lemma molto più concreto di territorio, che implica la presenza e la responsabilità, soprattutto con la mentalità che per fortuna si sta allargando oggi, di maggiori prese di coscienza circa l'insostenibilità di modelli di sviluppo. Dicevo, il concetto di territorio molto concretamente implica presenze e responsabilità di qualcosa che è teatro e oggetto dell'azione umana. Così come anche utilizzo volentieri il concetto di luogo. La più piccola arena della vita, riprendo termini che sono stati usati analizzando gli studi e i prodotti di Common Ground, che come saprete certamente tutti è la charity britannica da cui è nata l'idea dello strumento delle mappe di comunità. Ricordano i 30 anni della fondazione di questa associazione e mi è parso il caso di ricordarlo. Ma devo dire che anche territorio e luogo sono elementi di una relazione rispetto ai quali non si può dimenticare un ulteriore elemento, che è quello del paesaggio, la veste formale del territorio, del luogo, l'immagine del luogo. Un concetto complessissimo, proteiforme, polisemico, con cui si deve continuamente nel mio mestiere fare i conti, perché ogni interpretazione del paesaggio è valida in sé, però non è autoreferenziale né esaustiva. E procedendo per la mia esperienza di approccio al tema appunto della mappa di comunità, voglio ancora ricordare che in realtà io sono un'archeologa di formazione, quindi non sono mai riuscita a smettere la veste e la pelle del segugio, della storia, del territorio, del paesaggio e delle sue trasformazioni. Me ne sono occupata progressivamente, non in chiave puramente storico-culturale, ma finalizzando lo studio alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio. Ed è stato molto precocemente che mi sono resa conto che se non c'era un coinvolgimento diretto delle persone qualsiasi, a prendere coscienza, a sensibilizzarsi sui valori del territorio, non si sarebbe andato molto lontano. È tutto quel processo che è stato identificato ieri come
patrimonializzazione direi non giuridica, non ufficiale, ma interiorizzazione appunto del valore del paesaggio come patrimonio. Un discorso che poi ci porterebbe lontano a quelli che sono i global commons. Dunque, se il paesaggio è questo che ho cercato grosso modo di identificare, e il paesaggio appunto è stato per me il medium attraverso il quale mi sono appunto approcciata al tema delle mappe di comunità. Paesaggio che naturalmente gioca un ruolo principe nello statuto fondativo e operativo degli ecomusei e che gioca un ruolo altrettanto fondamentale nel processo di mappa e poi anche nella realizzazione stessa della mappa, che è una rappresentazione di rappresentazioni, una rappresentazione di paesaggi. Ma dirò qualcosa dopo, in quanto è proprio attraverso questo cammino che io sono arrivata, come dire, per vie diverse e in qualche misura autonomamente rispetto alle vostre esperienze, a condividere nodi, problemi e conclusioni che sono per la gran parte quelli che sono stati, direi, molto chiaramente illustrati ieri. Allora procederò rapidamente a una presentazione, poi non parlerò più perché la mattinata è molto densa, si è aggiunta un'altra relazione, dobbiamo fare necessariamente, sono stata supplicata, qualche minuto di break per dare tempo di riprendersi agli operatori e quindi i miei interventi saranno eventualmente alla fine di tutte le presentazioni domande tra le vostre domande. Non commenterò passando da una relazione all'altra, riservo tutto, ripeto, alla conclusione delle presentazioni. Quello che volevo ricordare in questa presentazione è qualche aspetto, a partire dal titolo. Ho già accennato all'anniversario di Common Ground, cui siamo tutti debitori appunto per l'ideazione delle mappe di comunità come strumento con cui gli abitanti di un luogo anzi leggo esattamente qui, risparmio tempo, uno strumento con il quale gli abitanti di un luogo possono rappresentare il patrimonio materiale e immateriale, il paesaggio, i saperi in cui si riconoscono e che desiderano trasmettere alle generazioni future. Sono tutta una serie di anticipazioni, di sintesi che ho tratto per la gran parte dai siti di mondi locali e che voglio ricordare perché diverse delle relazioni presentavano questo quadro introduttivo. Quindi dico qualcosa io, consentendo poi a ciascuno dei relatori di affondare, andare in medias res rispetto ai temi che hanno inteso approfondire. Quindi credo che possiate leggere tutti, quindi di non perdere ulteriore tempo. Naturalmente ho evidenziato quelli che sono i termini chiave. Qui intendo sottolineare il termine rappresentare. Altro elemento che connota la mappa di comunità è quello di essere un processo tramite il quale una comunità vede, percepisce, attribuisce valori al proprio territorio, alle sue memorie, alle sue trasformazioni, alla sua realtà attuale e evidenzia come vorrebbe che fosse in futuro. Quindi emerge un concetto di spazio non come mera superficie geografica, ma come spazio di vita, i luoghi, che viene a essere connotato, specificato da tutta una serie di fatti, eventi, nomi di luogo, valori simbolici, relazioni, eccetera. Quindi da ciò, da questo insieme di relazioni, deriva a
un luogo, uno spazio di vita, il suo carattere distintivo. Quello che noi rendiamo con genius loci, direi molto bene, e che invece common ground aveva inteso come sostanzialmente distinzione e specificità locale. Quindi in questo contesto abbiamo il territorio nella sua chiara visione dinamica, riflessa nel paesaggio, perché il territorio come frutto di un'organizzazione, di una modificazione di agenti sociali, siccome la società evolve in continuazione, evolve parimenti l'organizzazione del territorio ed evolve così anche il suo paesaggio. Perciò con questo strumento, con questo processo, si vuole certamente ricordare, conservare, identificare la memoria, fissare lo sguardo sul presente, ma utilizzare tutto questo sulla freccia del tempo come premessa, come progettazione per il futuro. Quindi percorso collettivo, la mappa di comunità, per una progettazione appunto condivisa e consapevole, fondata su un atteggiamento attivo, quella che si chiama cittadinanza attiva, atteggiamento partecipato, e responsabile e sostenibile naturalmente nei confronti del proprio territorio. Quindi la mappa è costruita in modo partecipato, perché consente alla popolazione coinvolta, lì c'è una bella sottolineatura con un punto esclamativo, perché c'è il nodo grossissimo di chi viene coinvolto, di come viene coinvolto e di quanto poi è esteso, profondo, duraturo il coinvolgimento. Problema già evidenziato ieri anche dal gap generazionale. Quindi il problema di probabilmente strumenti e metodi di coinvolgimento che dovranno essere diversi per generazioni future. Vediamo se, scusate, ecco. La mappa di comunità, vado a concludere, è un archivio permanente e sempre incrementabile delle persone e dei luoghi di un territorio che consente di progettare ed attivare azioni volte alla valorizzazione del patrimonio. C'è tutto il problema del cammino del post-mappa, della mappa che certamente è un traguardo, ma solo un primo traguardo di un cammino che deve prolungarsi nel tempo, trovare nuove energie che sono anche necessarie per continuamente vitalizzare l'interesse in una società che cambia continuamente. Quindi l'archivio è fondamentale perché evita la perdita delle memorie, delle conoscenze puntuali dei luoghi, che sono espressioni dei saperi di saggezze sedimentati e costruite con il contributo di innumerevoli generazioni. Questo archivio permette, con opportune metodologie, di allargare la partecipazione bottom up. Questo secondo me è un altro dei grossi nodi che evidenzierò dopo. E il ventaglio degli obiettivi o delle azioni da intraprendere. Quindi un passo fondamentale. Qualche relazione per spiegare meglio e molto in velocità la correlazione tra mappa e paesaggio, come io, ripeto, attraverso lo studio del territorio, del paesaggio e la riflessione sul concetto molto complesso di paesaggio, sono arrivata a conclusioni che sono simili a quelle di un antropologo, di un sociologo e quant'altro. Allora, molto brevemente questo modello di cosa consiste sinteticamente il paesaggio, che è res, dato concreto, e imago, immagine, quindi rappresentazione contemporaneamente. Sono due aspetti da cui non si può assolutamente prescindere. Quindi non ci si può limitare a una sola lettura del paesaggio, in quanto sarebbero interpretazioni sempre del tutto monche, anche guardando solo a
un'analisi di tipo non storicismo strettamente intesi, storicismo in senso geostorico, alla Lucio Gambi, che è stato il maggior teorico di questo approccio allo studio del paesaggio. Il paesaggio come struttura da interpretare in quanto è ermeneuticamente priva di asseità, cioè un paesaggio non si decodifica, non si decrittura da solo, ha bisogno di strumenti di interpretazione. Quindi la complessità del paesaggio, che vi faccio vedere attraverso le sfere dell'oggettività e della soggettività, tra simbolo e modello in altro modo, non vi faccio perdere altro tempo per arrivare a questa conclusione. Il paesaggio, anche come resco, anche quando è dato materiale, è sempre percepito soggettivamente, tanto dagli individui, tanto dalle collettività e dalle singole comunità scientifiche. La percezione su cui punta la Convenzione europea del paesaggio e anche il nostro codice urbano. Un paesaggio che naturalmente è percepito nel suo valore in funzione del tempo, della temperie culturale, eccetera. È dinamico, abbiamo già visto la correlazione con la società e il territorio, evolve in continuazione il paesaggio e quindi pone problemi naturalmente grossissimi alla sua tutela. Non è come un quadro che si può porre per salvaguardarlo in un museo. Quindi ritorniamo a un concetto di paesaggio come polissemico, così che ogni singolo paesaggio, proprio per questa sua natura, è sempre insieme, uno e molteplice, ed è un pluriverso. Sposando il concetto di paesaggio a quello dell'identità, l'identità del luogo e soprattutto l'identità di luogo come struttura cognitiva, mi preme porre in evidenza l'ultimo dei punti, che l'esperienza dei luoghi viene a essere giudicata come un'esperienza di solito tendenzialmente inconsapevole. Questo è quello che sono giunti a concludere gli psicologi ambientali. Dunque, se è un processo del tutto inconsapevole, allora ben venga l'esperienza della mappa di comunità come strumento che aiuta a conoscersi, a riconoscersi, cambiando la percezione di sé attraverso la conoscenza, a rappresentarsi nello strumento della mappa, una carta, quello che sia. Sappiamo che le mappe di comunità sono tutt'altro che strumenti cartografici tradizionali, e quindi a porre le condizioni per non fermarsi alla realizzazione della mappa, ma per proseguire positivamente il cammino, gettando le basi per lo sviluppo futuro del proprio territorio, anche e in termini non solo di conservazione di tipo culturale, ma di valorizzazione e quindi di sviluppo locale. E quindi attraverso questo percorso ho sviluppato tutta una serie di riflessioni. Questo l'ho fatto la scorsa settimana, quindi prima di sentire alcunché di ieri, e potete vedere come ci siano tantissimi punti che, pur espressi forse con terminologia diversa, però vengono a coincidere nella sostanza assolutamente con tutta una serie di osservazioni, di nodi e di problemi che sono stati avanzati ieri. Magari ne parliamo dopo, perché altrimenti... Ecco, però lascio alla vostra lettura intanto l'individuazione, ripeto, di tutta una serie di problemi che mi sembrano assolutamente comuni. E adesso, siccome l'ho fatta anche troppo lunga, passo la parola al primo dei relatori, a Hugues de Varine. Prego. Merci.
Et une nouvelle fois, vous allez être obligé d'écouter